E inizio col chiedervi com'è stato per voi ritrovarvi di nuovo a interpretare questi personaggi, anche se in questo caso si tratta di serialità, quindi di una serie per più tempo. Beh, diciamo che la serie rispetto al film ti dà la possibilità di andare più a fondo, no, nel tuo personaggio, quindi di capire quali sono i suoi movimenti interiori, le sue paturnie, no, i suoi problemi, quindi cosa deve affrontare, non solo all'esterno, ma soprattutto dentro. Anche perché poi questo fondamentalmente è vero che è un viaggio indietro nel tempo, ma è soprattutto un viaggio alla ricerca di se stessi e di un'amicizia. Beh, partendo dal primo film ci sono state varie sfaccettature affrontate nei film, per quello che mi riguarda, per quello che riguarda Giuseppe c'è, come diceva Giampaolo, una nuova scoperta, no? Qui lui va alle radici del perché è stato, tanto si può dire, che è stato adottato, tanto inizia praticamente così, e quindi vuole scoprire invece qual è il motivo per il quale è stato abbandonato, e quindi vediamo un Giuseppe diverso, anche come dire, più profondo probabilmente rispetto ai film, e devo dire che è stato un viaggio diverso. È bello poter approfondire nell'arco di più film e più, in questo caso una serie, perché arrivi a scoprire di più, anche se a me non piace molto la ripetizione, ma quando è approfondire un personaggio allora diventa divertente. Stavolta appunto per questo viaggio che deve fare Giuseppe venite catapultati negli anni 70. Che cosa vi è piaciuto di più dell'ambientazione e avete un periodo storico di quelli che avete vissuto sul set preferito? Allora, gli anni 70, anche se io li ho vissuti che ero bimbo, quindi non è un ricordo, diciamo che ne ho un ricordo perché mi sono stati raccontati, perché sono stati degli anni molto densi da un punto di vista culturale, musicale, politico, di fermento. Questo non solo in Italia, nel mondo, quindi sono degli anni sempre molto affascinanti, e anche visivamente il look, la moda, le auto. Trovo che siano degli anni che, nonostante appunto io non abbia vissuto, cioè ero veramente bimbo, però sono molto forti nella mia memoria comunque. E invece io logicamente sono affascinato, non l'abbiamo raccontata, quindi rispetto alla tua domanda mi discosto un po' perché non è stata raccontata come periodo, però sicuramente gli anni 80 e 90 sono quelli che sento più miei, no? E che mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe raccontare. Per quello che mi riguarda, visto che sono un po' più grande di mio fratello Giampaolo, li ho vissuti un pochettino più consapevolmente. Sono degli anni che io ho amato follemente, anche perché vabbè, ho una visione mia. Io penso che da metà anni 80 abbiamo perso un po' diciamo, il controllo della situazione nel nostro paese, non ce ne siamo resi conto e l'abbiamo capito forse un po' tardi, e quindi io ho un grande fascino per tutti i motivi che ha detto lui, perché musicalmente ho dei ricordi che mi legano poi a come ho vissuto anche l'amore per questo lavoro, dove mio padre radunava tutti a casa, gli amici di lavoro intorno alla tavola, la convivialità, insomma ci sono tanti elementi che mi hanno fatto vivere gli anni 70 veramente con grande passione, e poterci tornare da adulto è un sogno che insomma, no, sono una di quelle cose che tu vorresti fare proprio, ci fosse la possibilità di andarci veramente, sarebbe bello andarci da adulto in quegli anni.